La rassegna stampa. Non sapevamo più cosa raccontare. Radio Libertà, Radio Verità, e siamo proprio noi, andiamo in onda, no? E poi siamo riusciti ad arrivare alle 7:29. Mamma mia, stiamo esagerando con il ritardo sull'anticipo. Buongiorno, cari ascoltatori, gentili ascoltatrici, buongiorno, buon risveglio da Sammy Varin. Buongiorno al nostro ghiacciolone Francesco, sveglissimo certamente. Tu immagina di fare una sciata mattutina per le vie di Milano quando si arriva qui. In effetti oggi temperatura sotto zero in gran parte d'Italia. E meno male, perché se così non fosse, insomma, riscaldamento, cioè nel senso riscaldamento globale, riscaldamento acceso a casa. Vi è già arrivata la bolletta del gas? Che mazzata, ragazzi. Ve lo dico subito, preparatevi. La cosa vergognosa, appunto, che questa Europa non riesca a fare nulla su questo fronte. Mi viene da vomitare. Il buongiorno si sente dal Varin, certo, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 9:30 tocca a Sammy Varin nella rassegna stampa. Il nostro storico conduttore Giulio Cainarca è passato intorno alle 10 con la sua auto da fè, che anche quest'oggi farà uno zoom importante con un ospite molto importante. Ma il buongiorno cerco di darvelo, spaziando tra un titolo e l'altro dei quotidiani, insieme ai vostri commenti che da questo momento possono già arrivare tramite WhatsApp al 340 6709 659 e a qualche ospite. Oggi dovremmo riprendere anche nel qui Parlamento con ospiti molto importanti come il capogruppo della Lega alla Camera e segretario della Lega Piemonte Riccardo Molinari. Intanto però certamente mi sto per tuffare sui quotidiani, ma non prima di aver fatto un giro sulle agenzie, e devo dire tutte, ma proprio tutte le agenzie, tutti i siti si sono aggiornate nella notte con la notizia della morte di Oliviero Toscani. È morto a 82 anni Oliviero Toscani. Da tempo soffriva di amiloidosi, una vita cercando il futuro tra temi sociali e campagne shock, fino allo stop per la malattia. Questa è l'apertura dell'agenzia ANSA, non molto diversa a quella del Corriere. È morto Oliviero Toscani, aveva 82 anni, gli inizi, le campagne shock e gli incontri. Ho una malattia incurabile, l'ultima intervista. Oliviero Toscani, fotografo che non temeva di scandalizzare, è morto oggi 13 gennaio. Aveva 82 anni, nel 2024 aveva rivelato di essere stato colpito dall'amiloidosi quando disse: non voglio essere ricordato per una foto, ma per l'insieme, per l'impegno. Dal Corriere a Repubblica, anche qui la prima notizia d'apertura è proprio su questo. La sto ritrovando perché ero sceso giù in basso. Il lutto, è morto Oliviero Toscani, addio al fotografo che trasformò lo scandalo in arte. Noi della Lega, noi di centrodestra lo ricordiamo forse in modo un po' diverso, Oliviero Toscani, ma naturalmente sentiremo i vostri pareri, che spero siano rispettosi naturalmente di una cosa che si chiama morte. Ci tuffiamo sui giornali, partendo dai giornalini ai giornaloni. Aspettiamo ancora qualche istante. Giornalini nel senso quelli meno importanti, che però per noi sono più importanti di quelli che per gli altri sono importanti. Cosa sto dicendo? La Gazzetta del Mezzogiorno, a proposito di freddo, guardala qua, ruggito d'inverno. Un ruggito però positivo, neve preziosa per gli invasi lucani, scrive la Gazzetta del Mezzogiorno. Fiocchi in Puglia, escursionista barese salvato sul Pollino, le previsioni, e c'è neve un po' dappertutto, anche sui cucuzzoli del sud. Cambiando quotidiano,
Ci spostiamo su leggo anche qui, Italia nella morsa del gelo, maltempo e nevicate dalla Toscana alla Calabria, valanga in Piemonte, 3 vittime, temperatura in picchiata, riscaldamenti KO a scuola, al freddo, 1 studente su 2. E col cavolo al freddo, se fa freddo si va a casa. Fin dai tempi del semivarin ricordiamo piacevolmente questa cosa: quando non funzionano i caloriferi o la temperatura è bassa, la prof ti manda a casa. Il secolo d'Italia, e qui si cambia argomento su quello che è uno degli argomenti principali sui quotidiani, il freddo e il gelo se ne parla poco, mentre di questo se ne parla tutti. Il PD scopre la violenza rossa. Nuovi assalti alla polizia a Bologna, ma stavolta la condanna è bipartisan. Questa è l'apertura del secolo d'Italia. La verità è che praticamente ci sono stati attacchi in ogni parte d'Italia e si comincia a pensare che ci sia un'alleanza tra pro-immigrati e centro sociale. E questa è un'idea che forse qualcuno di voi ha da sempre, ma che comincia a essere qualcosa, sai, quando lo scrivono anche i personaggi importanti, quelli che hanno il testone, eccetera, tu dici, oh beh, se lo scrivono loro, allora forse, fammi passare sul Manifesto, è quello di ieri, e però l'attacco a Matteo Salvini c'è anche quest'oggi, e come, soprattutto su un quotidiano che si chiama La Stampa. Il Manifesto di ieri titolava "Quando c'è lui". E avete capito lui chi è? Matteo Salvini. Passeggeri inferociti contro Salvini per un guasto al Frecciarossa nella stazione di Milano che blocca mezza Italia. L'opposizione attacca il ministro dei trasporti per l'ennesimo caos alla circolazione dei treni. Lui si fa difendere da una nota del MIT. Tutta colpa dei governi precedenti. Quando c'è lui. Il titolo del manifesto, che oggi poi viene appunto scopiazzato su altri quotidiani come La Stampa, con un attacco feroce verso Matteo Salvini, verso la Lega, verso chi ha ricominciato a lavorare, o meglio, ha fatto ricominciare a lavorare l'Italia sul fronte delle grandi infrastrutture. E già, perché prima era tutto fermo, tutto bloccato, tutto insabbiato, forse perché c'era il PD al governo? Da sempre, tramite un piccolo spazio in mano a quelli dei 5 Stelle, e il Ministero delle Infrastrutture è sempre stato in mano alla sinistra. 1 più 1 che cosa fa? Chiaramente, altro argomento sul tavolo che vi invito a commentare già da ora al 340 6709 659, perché io tra 20 minuti, subito dopo le 8, assolutamente comincio subito a leggere i vostri WhatsApp. Certo, l'argomento del giorno, piombato ieri su tutti i TG e quest'oggi in primissima pagina: liberato Abedini, titola il quotidiano Il Corriere, che però ci mette prima la scritta caso Sala, virgola, liberato Abedini, quindi un qualcosa che doveva avvenire per forza, a quanto pare, avevamo il dubbio. Non ci sono le condizioni per l'estradizione. Per l'estradizione, il plauso del regime e il tacito assenso degli Stati Uniti. Nordio chiede la revoca degli arresti. L'uomo dei droni è già a Teheran. Particolare questa cosa è che quando abbiamo saputo che era stato liberato, abbiamo saputo anche che si trovava già a Teheran. Liberato Mohammed Abedini, il 38enne ingegnere iraniano in carcere a Opera e del quale gli Stati Uniti chiedevano l'estradizione. L'uomo dei droni era accusato di terrorismo, ma il ministro della giustizia Carlo Nordio ne ha revocato l'arresto perché non sussistevano le condizioni per l'estradizione, dopo che l'Iran aveva liberato Cecilia Sala. Abedini è già sbarcato a Teheran, il plauso del regime iraniano per l'esito della vicenda e l'assenso tacito di Washington. Chiaramente tutti noi pensiamo al fatto, il flash che ha fatto la Meloni negli Stati Uniti, quei 10 minuti con cui ha parlato con Trump, chissà
cosa si sono detti. In retroscena sul Corriere, l'accelerazione per preservare il patto con l'Iran. Il patto tra Italia e Iran non poteva rischiare di saltare, per questo Nordio ha accelerato i tempi. Il ministro può stabilire la revoca degli arresti a fini estradizionali in virtù della natura politica della decisione finale che spetta sempre al potere esecutivo. L'ingegnere scarcerato, stupore e pianto grazie all'aiuto nel silenzio. All'annuncio della scarcerazione resta sorpreso come se non comprendesse subito, poi accenna un sorriso quasi incredulo e infine scoppia in un pianto. Abedini mi ha sempre ripetuto che aveva fiducia nella giustizia, commenta il suo avvocato, e sarebbe bello adesso mandare qualche giornalista in Iran a fargli un'intervista. C'è qualcuno che si prenota? Zitti, non scherziamo. Naturalmente di spalla sul Corriere i roghi in California, ora Los Angeles teme il vento e Trump accusa i democratici. Un po' più in basso, in piccolino sul Corriere, non è così importante, la situazione sicurezza in Italia, Meloni, episodi ignobili, scontri per rami, stretta del Viminale, stop ai violenti. E lo vogliamo portare avanti il DDL sicurezza? Se si è infangato prima di arrivare in Parlamento, perché come al solito qualcuno fa opposizione, vuole bloccare tutto quanto? Sì, forse perché hanno letto cosa c'è dentro e chiaramente dicono non ci fanno più fare le manifestazioni ai centri sociali, non ci fanno più distruggere Bologna, e come facciamo? Zitti, andiamo avanti. Altra prima pagina immancabile, quella del Fatto Quotidiano, che mette in centropagina: Nordio dà ragione a Teheran e libera Abedini, 0 reati. Scambio con Sala. Il ministro ammette ha fatto 1 mese di galera da innocente. Sempre sul quotidiano Il Fatto Quotidiano c'è anche il fatto economico. Gasolio prezzo alle stelle, lo scrive il governo all'Unione Europea. La missione è inserita nella relazione sull'attuazione del PNRR. I rincari saranno inevitabili ed è tutto legato al taglio da 2 miliardi dei sussidi dannosi per l'ambiente. E questo ambiente, ragazzi, oltre a combinare guai davvero, il riscaldamento globale, tutte queste alluvioni, ha provocato anche, pare, molti di quegli incredibili incendi avvenuti in California. La situazione ambiente, ma non l'ambiente di per sé, la natura, ma quello che noi dovremmo fare per l'ambiente, e quindi non utilizzare determinate cose perché inquinano, gneniero, e poi abbiamo provocato l'incendio, o al contrario l'incendio non siamo riusciti a fermarlo. Il quotidiano Il Giornale, in centropagina: botte agli agenti, il governo ora dice basta. Dopo gli ultimi scontri, in un anno 273 feriti, un DDL per tutelarli, mentre la sinistra sta ancora coi violenti. 18 agenti feriti negli scontri con gli antagonisti nei cortei per rami, ignobili episodi per Meloni, e il governo accelera sul DDL sicurezza. Pene più severe, body cam, rimborso delle spese legali per gli agenti. Ne parla quest'oggi il quotidiano Il Giornale, su cui naturalmente torneremo. All'interno c'è anche Giovanni Toti che scrive: chi strumentalizza i treni, rami, quelle accuse irrazionali. Ne parla anche Alessandro Sallusti con il suo editoriale che si intitola Salvini, il vino e il buon senso, che fa un po' il paio con quello che al contrario scrive quest'oggi, ne parleremo tra poco, al quotidiano La Stampa, con un attacco feroce verso il ministro delle infrastrutture. Ma leggiamo intanto Sallusti: non si placano le discussioni sul nuovo codice della strada fortemente voluto da Matteo Salvini, contenente nuove norme contro le cosiddette stragi del sabato sera. Addirittura si imputa al ministro di avere messo in difficoltà 2 comparti importanti del sistema economico:
quello della produzione del vino e quello della ristorazione. Il dato da tenere ben presente non è però quello che misura gli ettolitri di nettare, bensì quest'altro. Ogni anno muoiono in incidenti stradali 3.000 persone, in gran parte giovani, e oltre 220.000 rimangono ferite spesso in modo grave e permanente. Oltre il 10% dei sinistri è dovuto certamente all'assunzione di stupefacenti e all'assunzione eccessiva di alcolici oltre il limite permesso. Ma la mancanza di lucidità influisce pure su altre cause primarie come distrazione e velocità eccessiva. Detto questo, è utile ricordare due cose circa le nuove norme, cose note ma che sembrano sfuggire ai più. La prima, Matteo Salvini non ha ritoccato i limiti di tolleranza in vigore da anni, che infatti restano gli stessi. La seconda, Matteo Salvini non ha in alcun modo introdotto divieti né posto limiti all'assunzione di alcolici. Ognuno resta libero, a casa o al ristorante, non solo di bere quando vuole e quanto vuole, ma pure di ubriacarsi. Per essere più chiari, non è vietato ubriacarsi, è un po' più vietato guidare se si è ubriachi, cosa ben diversa dalla prima. Già, ma nei fatti come si fa a conciliare le due cose? Anche qui non c'è nulla da inventare, basta fare come da tempo fanno in tanti. E questa è una cosa che vi dice ogni volta anche il sottoscritto Sammy Varin. Quando si esce con intenti enoculinari goderecci, uno della compagnia rimane astemio per garantire un ritorno a casa in sicurezza. Se si esce in due, a turno uno si sacrifica. Ai single non resta che organizzarsi all'occorrenza. Insomma, non vorrei che la campagna mediatica carica di odio contro Salvini, su quale ognuno può pensarla come crede, diventasse anche una campagna contro il buonsenso. Per informazioni, chiedere ai parenti delle vittime della strada, agli amici e compagni di ragazzi che si sono giocati la vita a quella roulette russa che è mettersi alla guida di una vettura senza la lucidità necessaria e che quella scommessa l'hanno persa giusto per un bicchiere o una canna di troppo. Questo è l'editoriale di Alessandro Sallusti quest'oggi sul quotidiano Il Giornale, che apriremo tra pochissimo proprio per entrare nel particolare della giornata di violenza pazzesca che abbiamo vissuto tra sabato e domenica. Intanto però si fa un giro sul quotidiano nazionale, Il Resto del Carlino, il titolo principale anche qui è scontri per rami, il papà basta violenze, particolare che questo papà a cui tutti vogliamo bene continui a dire basta violenze di qua, basta violenze di là, non lo ascolta assolutamente nessuno. Tu dici, forse qualcuno lo ascolta, sì, forse qualcuno, perché altrimenti sarebbe ancora peggio, ma c'è qualcuno che sta strumentalizzando o comunque c'è di mezzo un'alleanza strana, ecco, che cominciamo ad avvertire tra anarchici, centri sociali e immigrati incacchiati da sempre contro l'Italia, contro l'Occidente, certo Occidente anche che guarda con benevolenza il Medio Oriente, Israele, eccetera. La notte di guerriglia Roma e Bologna, scrive QN, l'appello del padre del giovane egiziano morto, il suo nome non sia usato contro la polizia. Meloni dice atti ignobili, la Schlein condanna ma non si strumentalizzi. Intervista a sindaco Lepore, che oggi viene intervistato da tutti, cioè guardatevi in giro chi non ha intervistato oggi il sindaco Lepore, sindaco di Bologna, vandali contro la sinagoga. E se qualcuno gli ha chiesto di togliere la bandiera della Palestina dal comune, ma non strumentalizziamo, continua a pendere giù, vabbè. In centropagina, revocato l'arresto su richiesta del ministro della giustizia, l'ingegnere già rimpatriato, Teheran elogia la cooperazione. Sto sbirciando se ci sono altre situazioni che possano interessare sul Resto del Carlino. Pare di no, e allora vi porto sul Tempo, che ha il consueto titolo potente, si intitola Gli arcifascisti, mamma mia,
chi ha figli o nipoti, a quanti corsi li abbiamo iscritti e quando entri dentro c'è scritto Arci, mamma mia ragazzi, siamo tutti sulla stessa barca, come no? Salvini e Meloni a testa in giù devono morire? Eh sì, questa è una signorina simpatica, non so quanto avesse bevuto, però si sono divertiti a Palermo, immagino in un centro sociale sicuramente, a canticchiare una canzoncina dicendo che Salvini e Meloni devono morire a testa in giù. La Premier, adesso basta violenza, sparata di slime, la destra strumentalizza, cioè la destra che strumentalizza, non è il PD e i centri sociali che hanno strumentalizzato ciò che è avvenuto al povero Rami, gnignero. Il Tempo intervista il sottosegretario Molteni. Il diritto a dissentire è sacro, ma non può diventare violenza. Gianluigi Baragone scrive brutto clima contro le forze dell'ordine. Naturalmente anche sul Tempo, l'uomo dei droni arrestato a Milano, Abedini liberato, torna in Iran, Nordio impossibile estradarlo e la sinistra resuscita Craxi, oh signor Piangem. La vignetta del Tempo di Osho, Trump arriva e cambia protocollo, vedrà Meloni prima di Starmer. E allora sono al telefono questi due, Starmer che dice ma non l'hai appena incontrata la Meloni? E il Trump che risponde sì, ma deve tornare perché si è scordata dei PI satelliti. Sul quotidiano Il Tempo, i preti gay e sposati, tutti i nodi di Papa Bergoglio, il caso di Ischia e non soltanto, e chiaramente un'altra domandina che il Sammy Varin vi infila dentro tra i WhatsApp che possono arrivare già ad ora al 340 6709 659, come lo vorreste voi il prete? Lo volete gay? Lo volete sposato? Lo volete che come lo volete questo prete? 340 6709 659, perché sapete insomma che in altre situazioni il prete può tranquillamente essere sposato, C'era la canzone di Dalla, L'anno che verrà, che prevedeva bene e chissà, magari ci ha pure azzeccato. Fatemi andare su Repubblica, dai, Nordio libera Abedini, il ministro chiede la revoca degli arresti a Milano, non ci sono le condizioni per l'estradizione, l'ingegnere iraniano dei droni accusato dagli USA subito scarcerato e rientrato in patria, la svolta dopo la soluzione del caso Sala, Teheran ringrazia l'Italia. E quando ci ricapita? E quando ci ricapita che Teheran ringrazia l'Italia? La promessa era da mantenere. Tornata a casa Cecilia Sala, passata la conferenza stampa della Premier Meloni, sentito Joe Biden al telefono visto che il presidente americano aveva annullato il viaggio in Italia, l'iraniano Abedini doveva essere scarcerato. Sempre sul quotidiano Repubblica, nelle mappe di Ilvo Diamanti, la magistratura e le campagne del centrodestra. La soluzione del ministro Matteo Salvini costituisce un episodio significativo in quanto agevola il suo percorso politico verso gli altri obiettivi a cui ambisce e al tempo stesso perché chiama in causa il ruolo della magistratura, che segna non solo il nostro presente, ma la storia della nostra democrazia. In centropagina anche su Repubblica l'appello verità per Rami, non vendetta, sono le parole del padre del ragazzo dopo gli scontri al corteo di Roma, Meloni contro gli agenti, atti ignobili, violenza antisemita a Bologna. Che altro pensare se non che la morte di Rami e il Gaml non può giustificare in alcun modo gli scontri che hanno avuto luogo a Roma o a Bologna? E questa è un'altra domanda, signori, che vi pongo. Secondo me, secondo voi, secondo te, Francesco, sono legate queste due cose? Che la morte di Rami giustifica in qualche modo gli scontri che stanno avvenendo a Roma, a Bologna, ma persino a Busto Arsizio, ragazzi, cazzo, cioè a Busto Arsizio un controllo, un semplice controllo, si è fermata la camionetta dei carabinieri, della polizia, quel che era, hanno chiesto i documenti a dei poveri immigrati
Da 2 che erano gli immigrati sono diventati 40, tutti intorno alla camionetta delle forze dell'ordine. Che doveva fare? È stata lì ad aspettare rinforzi, che poi sono arrivati. Certamente gli amici poveri migranti si sono dispersi, se non che sono andati a sfasciare un McDonald's. Ma guarda un po', sono collegate queste cose, sono strumentalizzate, nel senso che sono scuse per fare violenza, o c'è qualche cosa di più? C'è un collegamento che si sta formando tra migranti di seconda generazione e anarchici che non vedono l'ora di approfittare, perché loro sono anarchici e quindi devono buttare giù il regime. Che cosa sta succedendo? Lo chiedo a voi, amici vicini e lontani, amici celoduristi leghisti, ma anche di altri movimenti e di altri partiti, o che non andate a votare da 20 anni. Vedete cosa succede a non andare a votare da 20 anni? Scrivetemi un WhatsApp al 340 6709 659 o inviatemi anche un messaggio audio, perché io tra 10 minuti lo leggo. Oh signor, no. Vabbè, nel frattempo è giusto, nel frattempo che trova qualcosa da fare, c'è Paolo Gentiloni, che inizia la sua collaborazione con Repubblica. Trump e la scossa che serve all'Europa. E Paolo Gentiloni parla di Trump e parla soprattutto della scossa che serve all'Europa. Trump porterà una scossa che secondo me ci serve a tutti noi, e se ne parla sempre più seriamente. Serve per fermare la guerra. Addirittura ha risvegliato la Svizzera, che perennemente dorme, e in Svizzera dicono: beh, possiamo ospitare noi 2 contendenti per fermare la guerra in Ucraina. Dai, andiamo sulla Stampa. Nessun compromesso a spese dell'Ucraina. La Stampa intervista Podolyak, braccio destro di Zelensky. Parlare di pace in 100 giorni danneggia noi e l'Occidente. Vedi, Sammy Varin subito smentito. Il commento di Anna Zafesova: perché la partita a Kiev non è ancora conclusa, ma anche USA Israele spinta al piano per la tregua a Gaza. Questa mattina le agenzie diceva che siamo al 90% quasi pronti per questa tregua. Si sono messi d'accordo sugli ostaggi, o su quello che rimane degli ostaggi. Abedini libero, giallo segreti nucleari, avverte il quotidiano La Stampa. Il caso Sala: l'Italia velocizza i tempi per anticipare nuove richieste di estradizione negli Stati Uniti. Nordio firma la scarcerazione. L'ingegnere dei droni a Teheran: gli USA vogliono la sua valigetta. Di spalla sulla Stampa: scontri nelle piazze, accelera il DDL sicurezza. E anche qui, signori, domandona: che cosa ci volete dentro nel DDL sicurezza? Perché lo togliamo dalla fogna della commissione, dove sta proprio andando giù, perché chiaramente le sinistre non lo vogliono far passare, lo mandiamo direttamente in aula. Che ne pensate? Cosa ci mettiamo dentro oltre a quello che c'è già? Scrivetemi 340 6709 659. Scontri nelle piazze, accelera il DDL sicurezza. I genitori di Rami: fermate le violenze. Ma parlare mi sembra che ci sia solo il papà. La mamma ce l'ha, tanto per sapere, non ha il permesso di parlare. Alessandro De Angelis, questo signore con la faccia veramente simpatica. Guarda, se c'è uno simpatico è Alessandro De Angelis. Oggi attacca in maniera veramente brutta Matteo Salvini, il Salvini prigioniero del Viminale perduto, dice il richiamo in prima pagina sul quotidiano La Stampa. I modi sono sempre un po' sbruffoneschi e da eterno ragazzotto che le spara grosse per farsi sentire, ma in realtà c'è un qualcosa di tragico di questi tempi nella figura di Matteo Salvini, assolto ma non risorto, proprio nel rapporto con la realtà che gli sta attorno. Lo racconta innanzitutto l'incapacità di parlare sui treni che non arrivano in orario,
ormai una costante. Rimosso il venerdì nero, il nostro è ricomparso parlando dei criminali rossi. Allora, quando parla perché parla, quando non parla perché non parla. Il simpaticone, questo ha una faccia veramente simpatica, guardatelo, vi pare, sta a guardare le facce dei giornalisti, guardati la tua Sammy Varin. Questo vorrebbe probabilmente che Matteo Salvini andasse su avanti e indietro per i treni a fare comizi, probabilmente, dimenticando che dei treni fino a ieri se ne occupava quasi esclusivamente solo la sinistra, ok? Tranne proprio quello spazietto da nulla con il Movimento 5 Stelle, insieme a un signore, mamma mia, che è meglio non ricordarlo, è sempre stato in mano al PD l'affaire infrastrutture e tutto era fermo e bloccato, cioè solo con Matteo Salvini sono ripartiti i lavori. E tu mi dirai, si vede. Che volevi fare? Volevi tenere l'Italia completamente ferma con i no, 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 no di ambientalisti, pidini vari? Bella domanda, naturalmente rispondete al 340 6709 659 anche su questo. Il tempo della canzone indipendente. Oggi abbiamo il produttore bergamasco Ezio Paloschi con Simple Melody e ci dedicheremo proprio ai vostri WhatsApp. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Beh, un po' di riposo dalla voce di Sammy Varin ci vuole, eh. Ogni mattina alle 8 c'è una pausa musicale con un pianista, in questo caso un vero e proprio produttore discografico, uno che la canzone ve la fa registrare e bene. Si chiama Ezio Paloschi, dalla provincia di Bergamo. Il suo studio di registrazione vi aspetta, cari artisti piccoli, medi e grandi. Questa Simple Melody, apparsa negli ultimi mesi sugli store digitali e anche sul canale YouTube di Ezio Paloschi. 3 minuti dopo le 8 del mattino, buongiorno da Sammy Varin. Grazie a tutti gli amici che stanno scrivendo al 340 6709 659. Sì, io mi accontento di poco, nel senso che mi fa piacere anche se scrivete dicendo ciao Sammy, ci sono anche io. Soprattutto magari per i nuovi ascoltatori, quelli che ci hanno scoperto da poco in TV. Siamo in tutta Italia sul canale 252 del televisore, o coloro che sono in coda, felicemente in coda, dopo la pausa natalizia quasi ci mancavano le code, per andare al lavoro o andare a fare qualche esame in università o ancora peggio all'ospedale. Beh, tranquilli, benvenuti su Radio Libertà. Qui parliamo, ma vi facciamo anche parlare, ok? Se inviate un WhatsApp a 340 6709 659. Buongiorno tranquillamente a chi ha scaricato l'applicazione di Radio Libertà sul proprio cellulare, e questa è una pacchia incredibile perché in qualunque momento del giorno o della notte cliccate sull'icona Radio Libertà e parte l'audio, se volete anche il video, se siete curiosi del faccione di Sammy Varinone potete guardare ma non toccare. Buongiorno anche a chi ci sbircia dal sito di Radio Libertà www.radiolibertà.net. Qui c'è di tutto, ci sono le informazioni, le controinformazioni che vi diamo ogni giorno con i commenti che non vi aspettate, ma c'è anche la possibilità di ascoltare e guardare la nostra radio, oltre che di aiutare la nostra radio con i vostri contributi volontari. E anche qui apro e chiudo la parentesi, un gigantesco grazie a chi ha perso 5 minuti e ha aiutato anche solo con 5 euro la nostra radio attraverso il sito radiolibertà.net, cliccando sostienici, abbonaci e donando 5 euro con la propria carta di credito. Cosa ancora più semplice per chi frequenta la posta: prendere uno di quei moduli postali, scriverci il numero del conto corrente postale 37671294 e anche qui i 5 euro. Per Sammy Varin, non decisamente per la nostra redazione, ma magari proprio perché ascoltate la mattina presto Sammy Varin, o più tardi Giulio Cainarca, o il collega Pellegrin, o l'Antonino Danna verso sera. Siamo una squadra bella tosta che come controinformazione non ci batte nessuno. Ma anche voi, devo dire, ve la cavate bene. Allora, vediamo un po' cosa scrivono i nostri amici ascoltatori al 340 6709 659. Vi ricordo che su tutti i quotidiani non c'è questa notizia perché è della notte: la morte del fotografo Oliviero Toscani. Addio al fotografo che trasformò lo scandalo in arte, scrive ad esempio il quotidiano, sul quotidiano elettronico Repubblica. Chiaramente qualcuno di voi non sarà d'accordo, chi lo ricorda positivamente, sicuramente io lo ricordo positivamente, ma lavorando in una radio vicina alla Lega, vicino al centrodestra, ricordo anche molte polemiche brutte verso il nostro partito. Ma partiamo da voi, da Maurizio. Ma guarda, il tecnico è rientrato in Iran, che novità! E Meloni ha detto che non c'entrava? Abbiamo calato le braghe per un applauso, in altri casi silenzio. Ora tutto il mondo terroristico sa che se prendi un italiano poi ottieni quello che vuoi. Attenti tutti i turisti nel mondo o chi lavora
siete prede. Maurizio porta una sfiga della miseria. Il Luca secessionista, ciao Sammy, notoriamente in California hanno circa 700 uomini tra pompieri e forestali, quindi per i roghi in California che ne dici se voi italici inviate un po' di forestali della Trinacria che si stanno bellamente grattando le gonadi al sole? Oh Luca, vecchia polemica, certo, i forestali della Sardegna, quelli della Calabria, e mi ricordo questa polemica, ce ne sono un po' diciamo di forestali. D'altronde lì, se non fai forestali in molte zone non c'è un lavoro. Buongiorno Sammy, io ricorderò il fotografo per la sua cattiveria nello screditare la Lega, che mi ha fatto pensare al consueto compiacimento per i potenti e i loro adepti nella sinistra, ci scrive Luciana. Da Luciana a Graziella, caro Sammy, sarebbe ora che la smettessimo di aiutare l'Ucraina e mettessimo un po' a posto i troppi problemi del nostro territorio. Questa guerra ha rovinato l'Europa e io do ragione a Putin, è stato indegnamente provocato, ma non so di chi sta la ragione, fatto sta che ci hanno chiuso ulteriormente i rubinetti del gas e questo sta provocando da una parte una speculazione pazzesca perché c'è qualcuno che si sta arricchendo, dall'altra parte almeno i clienti con problemi, io sto parlando di voi poveri, ma di quelli veri, soprattutto gli anziani, almeno loro andrebbero tutelati. Clara, dunque Salvini è la causa di tutte le malefatte della sinistra? Ora la colpa è sua se la sinistra da anni non ha fatto controlli sulle infrastrutture. Il caso Ponte di Genova ne è la dimostrazione, dove hanno sempre chiuso un occhio, se non due, su chi doveva controllare. Vergogna a tutti quelli che ora fanno lo scaricabarile. Sì, qualcosa di più anche direi dello scaricabarile, e vogliono semplicemente far fuori Matteo Salvini, la Lega e chiaramente tutti voi che la votate, che dovete finire tutti quanti in Forza Italia. E certo, dai, come già molti altri esponenti della Lega sono stati ormai assorbiti da Forza Italia, cosa aspettate voi a non passare in Forza Italia, Che schifo. Posso dirlo, che schifo, si può ancora dire che schifo. L'ho detto, che schifo. Buongiorno, 6 preti si sposano. Perché no? Per quanto riguarda il fotografo che è morto, uno in meno. Io personalmente per questi delinquenti che stanno facendo la guerra alla polizia o al governo metterei l'esercito, chiaramente. Tanto rispetto per chi non c'è più, uno in meno sicuramente, però era comunque una persona molto molto in gamba, anche se diciamo aveva le sue idee e le metteva al servizio di una certa parte politica e non soltanto quella. A proposito di trasporti e di ritardi, da qualche parte nelle redazioni di Repubblica e affini si sono dimenticati, tra un attacco e l'altro a Salvini, che è uscito uno studio europeo che assegna a Trenitalia il premio del miglior servizio di trasporti europeo. La nostra linea TAV è seconda solo a quella giapponese. Ma che cacchio dici? Ma non è vero niente. E infatti mi mette qua proprio il collegamento. È vero tutto. È chiaro che sono ripartiti i lavori che prima erano fermi da decine e decine di anni perché le infrastrutture le ha sempre avute in mano il PD. Ripartiti i lavori, è chiaro che ci sono problematiche. Cosa preferivate? Bella domanda, Preferivate prima quando nessuno lavorava, Oh, se erano stipendiati lo stesso, nessuno lavorava, ci vogliono i permessi, o adesso che si sta lavorando per migliorare le infrastrutture e ci sono sicuramente delle problematiche. 340 6709 659. Ciao Sammy e grazie per farci parlare. Sono stupito dello spettacolo che stanno offrendo certi politici che invece di vergognarsi per il loro pregresso politico e per aver tentato di abbattere Salvini mandandolo a processo, ora ci riprovano con motivazioni ridicole, come se fosse lui responsabile della rottura di un pantografo. Salvini, vai avanti, non ti curar di loro, sarà la storia a giudicare. Ci scrive Mario e ringraziando tutti voi ragazzi miei, ne stanno arrivando a decine di WhatsApp, restate lì perché tra poco
torno a leggervi anche chi mi spegne, perché giustamente ogni tanto bisogna fare qualcos'altro nella vita, chi sta arrivando sul posto di lavoro deve spegnermi, tranquilli, io ritorno e ridico tutto da capo questa sera dalle 20 alle 21, c'è la replica della rassegna stampa in versione più corta, ma quindi avrò modo e tempo di rileggere anche i vostri WhatsApp. Dove vado? Dove vado? Sì, lo so, devo andare sulla stampa, prima o poi ci passo, ma cerco di rimandare il più possibile perché la stampa oggi attacca veramente schifosamente Salvini, la Lega e tutti voi che avete voglia di lavorare. La stampa oggi veramente si differenzia dagli altri quotidiani perché era meglio prima, quando nessuno lavorava, quando l'Italia era ferma. Ci torno, intanto La Verità, certo, in apertura il ministro Piantedosi, c'è chi vuole destabilizzare, Rami e caccia allo sbirro, Mattarella batta un colpo, Mattarella, e chi è Mattarella? Deve battere un colpo Mattarella, aspetta e spera, a Milano, Roma e Bologna, agenti presi di mira, anche a Busto Arsizio, signori, che nessuno ci fa caso, ma lo so, è la città più brutta del mondo, eccetera, però ragazzi, cioè, che adesso non si possa fare più un controllo a chiaramente una persona nera, perché noi controlliamo soltanto i neri e appena fai il controllo, gli chiedi i documenti, ne arrivano 40 a circondare l'auto della polizia, non è normale, non è normale. 18 feriti, vandalizzata la sinagoga del capoluogo emiliano. Meloni furibonda, caos ignobile. Il PD condanna, ma accusa la destra di strumentalizzare. E il Colle? Punto di domanda. In centropagina sulla Verità, così abbiamo riportato a casa pure Abedini e le foto naturalmente dell'ingegnere e della nostra Cecilia, che non vede l'ora di ritornare in Iran, magari per intervistare Abedini, potrebbe essere un'idea. Sempre di spalla le interviste del lunedì, oggi il quotidiano La Verità intervista Giovanni Donzelli, a sinistra troppi complici del clima antipoliziotti. E io comincio a pensarlo davvero, e troppi complici anche degli immigrati di seconda generazione, dei Maranza, che vogliono sollevare la loro popolazione, e non sono tantissimi, ma sono belli attivi, capisci? In tutti i sensi, e chi ha orecchie per intendere intenda. L'intervista a Marcello Foa, chiedo scusa, odiano Musk, ha sfilato l'agenda ai progressisti. Oggi il quotidiano La Verità intervista pure Giulio Sapelli. L'Unione Europea ormai è finita e per produrre meglio l'iri dell'intelligenza artificiale. Siamo sempre sul quotidiano La Verità. Le ispezioni sui patronati inguaiano Landini. Stasera Giletti rivela i risultati dei controlli del Ministero del Lavoro sulla sede USA dei centri della CGIL. Sindacato smentito, bocciate pratiche per reversibilità, dichiarazione dei redditi e permessi di soggiorno. Silvana De Mari, scripta manent, stanno cadendo tutte le favole imposteci dalla cultura woke. Qualcosa si muove? Chi lo sa? Ma soprattutto io sono curioso di sapere cosa si muoverà sul palco in questo Sanremo. Ormai è contro la rovescia, nessuno ne parla ancora sui giornali, anche quest'oggi. Come mai? Ma perché come mai? Ma perché? Chi faranno salire sul palco a Sanremo? Orrore, raccapriccio. Libero! Assalto a ebrei e forze dell'ordine. Fogna rossa. Fogna rossa. Fogna rossa. 18 poliziotti feriti a Monza e a Roma e a Bologna, dove i manifestanti dell'estrema sinistra hanno preso di mira anche la sinagoga. In un anno, incidenti più che raddoppiati. Daniele Capezzone ricorda il caso Rami usato come innesco per creare il caos.
Non bastavano i pro-Palestina, scrive invece Dama De Leo e Gonzato in apertura. Non bastavano i pro-Palestina e le gazzarre nelle università. Adesso spuntano anche i pro-Rami. Ma è evidente che le manifestazioni di piazza per l'egiziano morto durante l'inseguimento dei carabinieri a Milano sono solo un pretesto per i centri sociali e nordafricani per scagliarsi contro le forze dell'ordine. In questo fine settimana tra Bologna e Milano sono 18 le diverse persone finite all'ospedale e sono tutte divise, poliziotti, carabinieri. In un anno i feriti tra polizia e carabinieri sono cresciuti del 127%. E adesso c'è timore per una nuova escalation contro Israele. Solidarietà di Meloni, disordini ignobili. E attenzione, ci ricorda Fausto Carioti, a proposito della caccia antisemita, il prossimo bersaglio è all'orizzonte, il giorno della memoria. Lunedì 27 gennaio. Il pensiero di tanti ebrei italiani è già lì. L'attacco alla sinagoga di Bologna e le scritte in vernice rossa, sì, giustizia Gaza libera, lasciate dai manifestanti incappucciati nella strada dove c'è la sede della comunità ebraica, hanno fatto scattare l'allarme. Il pericolo, la paura è che persino il ricordo della Shoah si trasformi in un'aggressione contro gli ebrei e Israele. Siamo sempre in prima pagina sul quotidiano Libero, anche qui naturalmente l'iraniano del caso Sala, Nordio libera Bedini e Bonelli invoca Craxi. Cosa mi richiedete? Cosa mi richiedete? Da cosa dovrei partire? Non abbiamo che l'imbarazzo della scelta, ragazzi miei. Direi di cominciare da capo e la notizia principale, insomma, comunque la pensiate, è la liberazione di Abedini. Allora, andiamo sul Corriere e vediamo quante pagine sono state riempite di inchiostro per parlare di questo. E si apre a pagina 2 l'intrigo internazionale, Nordio chiude il caso Sala, scarcerazione per Abedini, non ci sono le condizioni per l'estradizione negli USA, l'ingegnere è tornato a Teheran. Le domande e le risposte: terrorismo, in che modo è stata esclusa l'imputabilità? La domanda: il ministro della giustizia può ordinare ai giudici di scarcerare un arrestato? La risposta: solo in materia di estradizioni, che per definizione vive di opportunità politiche tra stati, il guardasigilli ha per legge due poteri. Alla fine di tutto l'iter, se sino in Cassazione i magistrati abbiano accolto la richiesta di estradizione avanzata all'Italia da uno Stato, il ministro può comunque bloccarla, mentre non può imporla se i giudici l'abbiano negata. Inoltre, ed è questo invece il caso di ieri, in ogni momento del procedimento, anche all'inizio come per Abedini, il ministro della giustizia può sempre chiedere ai giudici, che non hanno margine di valutazione, la revoca della custodia cautelare che comporta l'immediata scarcerazione. Collegata a Cecilia. 5 notti a casa e la voglia di voltare pagina, c'è un mondo da raccontare. L'intervista non è un'intervista, semplicemente un reportage di Fabrizio Caccia su Cecilia Sala. Per lei Evin ora è il passato, il carcere di Evin, e la famiglia chiede il silenzio, ma naturalmente tutto ruota intorno alla liberazione di Abedini, l'incognita sulla decisione della Corte d'Appello e le garanzie date all'Iran perché il ministro ha accelerato i tempi, scrive il Corriere. Per la prima volta il ministro firma personalmente il precedente di USS del conflitto tra Nordio e le toghe milanesi che lo avevano scarcerato. Non è finita, ragazzi, siamo sempre sul Corriere della Sera, da pagina 3 si va a pagina 4 e l'ingegnere scoppia in lacrime grazie a chi ha operato in silenzio. Milano, Abedini ha lasciato opera alle 13 di ieri, il suo avvocato è rimasto sorpreso. L'iraniano è tornato in patria con un volo da Linate messo a disposizione dall'AISE.
Intanto però c'è il caso dell'attivista curda Azizi che sarà impiccata a Evin. Temono le donne e l'eco delle loro voci. Le ONG, la comunità internazionale intervenga. Paxtan Azizi, 40 anni, si trova reclusa nel carcere di Evin, lo stesso in cui è stata rinchiusa Cecilia Sala. Qui usa il silenzio assenso di Washington nei giorni del grande trasloco. E naturalmente l'intesa per il rilascio di Abedini, di cui gli USA avevano chiesto l'estradizione, che è stata raggiunta con il governo. Ciò ha permesso la liberazione di Cecilia Sala. Incontrando Meloni a Marta-Lago, Trump si sarebbe impegnato a non criticare l'intesa. Anche perché non c'è ancora lui, questo doveva avvenire prima del cambio di presidente. Dal qui USA a qui Iran, un malinteso risolto, dicono gli ayatollah che sono soddisfatti, la rabbia però dei dissidenti. E la foto di una donna nel carcere iraniano di Evin, proprio dove è stata detenuta Cecilia Sala, è la prigione più famigerata di Teheran, la sezione 209 è l'ala più dura, seminterrato con 90 celle, luce accesa H24, abusi e violenze all'ordine del giorno. Così sul quotidiano Il Corriere, e ci spostiamo dal Corriere invece al quotidiano Il Giornale, mentre sto accogliendo sempre i vostri messaggi WhatsApp, mamma mia quanti, al 3406709 dopo la prossima pausa alle 8:30 ricomincio a leggerli, altrimenti che la fo più quest'oggi. Il quotidiano Il Giornale, con in centropagina le botte agli agenti, il governo ora dice basta, come devo dire anche altri quotidiani non di centrodestra regala per fortuna un bel po' di informazione su questi scontri avvenuti tra sabato e domenica. Chiaramente vengono visti da lati opposti. Scenari politici a pagina 2, il nodo sicurezza, Rami, antagonisti violenti. È un bollettino di guerra. 18 agenti in ospedale, fumogeni e bombe carta sulla polizia, Meloni, ignobili episodi, Salvini, scene indegne da criminali. A Bologna i manifestanti si accaniscono contro la sinagoga. Il sindaco Lepore del PD, tutta la mia solidarietà alla comunità ebraica. Già, però da quelle parti c'è la polemica tra la comunità ebraica e l'amministrazione Dem di Bologna. Via la bandiera palestinese dal comune, l'assessore PD, richiesta strumentale. E c'è la foto di Lepore con la bandierina palestinese che penzola dal suo ufficio. Le violenze compiute nei confronti della sinagoga di Bologna hanno suscitato una ferma reazione da parte dell'UCEI, che si è anche soffermata sulla linea portata avanti dal sindaco Matteo Lepore, sindaco di Bologna. L'esponente Dem era già stato attaccato in passato per aver esposto fuori dal comune felsineo la bandiera della Palestina. Per tutelare l'ordine pubblico nella propria città e lo Stato di diritto, non bastano espressioni di vicinanza del giorno dopo come quelle del sindaco di Bologna Matteo Lepore, ha fatto sapere l'UCEI. Serve una totale e sincera coerenza che invochiamo da mesi e che invece è risultata mancante e sorda alle istanze delle comunità ebraiche dinanzi al crescente dilagare di odio antiebraico. A dirlo sono stati il presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane Noemi Di Segni e il presidente della comunità ebraica di Bologna Daniele De Paz. E ancora, questo precedente preoccupa molto anche in vista del 27 gennaio, giorno della memoria, per quanto essa verrà calpestata e sostituita con esplicitazioni di odio. Calpestata e sostituita con esplicitazioni di odio, violenza e distorsione. La comunità ebraica, dopo questi accadimenti, ha invitato il sindaco a rimuovere la bandiera palestinese dal palazzo comunale. Lo ha fatto Victor Fadun, presidente della comunità ebraica di Roma. La scelta di esporre la bandiera palestinese, ha replicato Daniel Lara, assessore all'educazione, alla pace e alla non violenza del comune di Bologna, non ha nulla a che fare con l'odio, ma con una doverosa presa di posizione in favore del rispetto dei diritti umani, senza i quali non potrà mai esserci pace.
Poi l'assessore ha continuato: trovo sbagliato l'accostamento di questa scelta con i fatti di ieri a Bologna, un accostamento che mi pare sinceramente strumentale. Intanto Pasquale Napolitano sul Giornale chiedo scusa, fa l'analisi. Il PD coccola occupanti e centri sociali, ma tace sugli abusi di Capodanno. Le giunte rosse mettono in regola le prepotenze, pure quelle dei Notav. Milano, Torino, Roma, Bologna, Napoli, aggiungo io, Busto Arsizio, se lo dimenticano tutti, il copione non cambia. Il Partito Democratico si mette a coccolare violenti, molestatori e islamici. Due casi, soprattutto Torino e Milano, rivelano infatti un legame solido tra la sinistra italiana e frange di estremisti, picchiatori, antipolizia e molestatori islamici. Ma dai, a Torino 3 giorni fa sono scesi in strada movimenti di estrema sinistra, islamici di seconda generazione, centri sociali per una manifestazione in ricordo di Rami Elghani, l'egiziano morto la notte del 24 novembre durante l'inseguimento con i carabinieri nel quartiere Corvetto a Milano. Il presidio, con la regia del centro sociale a Scatasuna, si è trasformato in un assalto contro la polizia con bombe, carta e pietre. A Torino gli attacchi alle forze dell'ordine non sono una novità. Negli anni scorsi fu sempre il centro sociale a Scatasuna a condurre una spedizione contro gli agenti schierati in difesa dei cantieri TAV. Ma cosa c'entra il PD? È presto spiegato. Il centro sociale a Scatasuna è stato premiato dal sindaco Dem della città di Torino Stefano Lorusso. Il comune di Torino ha dato infatti l'ok alla procedura per far uscire dall'illegalità il laboratorio dell'antagonismo piemontese. In che modo? Gli attivisti di Scatasuna occupano uno stabile pubblico in corso Regina Margherita al Civico 47 a Torino. La giunta PD vuole sanare l'occupazione abusiva e consegnare le chiavi dell'immobile ad Scatasuna, insomma un premio. A Milano l'atteggiamento del PD lombardo non è diverso e su più fronti. L'Europa ha visto le scene di Capodanno, la folla di islamici che inveiva contro l'Italia e la polizia, ma non solo. Alcune turiste belghe e inglesi hanno denunciato molestie, accerchiamenti, palpamenti. Tutti sono indignati condannando questi gesti, tutti tranne il sindaco di Milano, Beppe Sala, e il PD milanese. Ma è lo stesso PD che però si indigna e appoggia la protesta violenta contro le forze dell'ordine per la morte di Rami. Il consulente per la sicurezza del comune di Milano, Gabrielli, ex numero 1 della polizia, ha criticato l'inseguimento allo scooter su cui viaggiava Rami e il suo amico. Da premettere, lo scooter non ha rispettato l'alto dei militari. Gabrielli, che non dà una parola sul Capodanno milanese, si scalda per l'inseguimento dei carabinieri. A Bologna, altro epicentro della sinistra violenta. Ieri notte, al termine di un sit-in pro Rami, è stata presa d'assalto la sinagoga. Qui il sindaco PD, che flirta con i centri sociali, Matteo Lepore, prende le distanze. Non ci sono cause giuste per devastare Bologna, un fatto di enorme gravità. Particolare preoccupazione va espressa, dice Lepore, per gli atti vandalici e le minacce contro la sinagoga, per la quale esprimo la mia solidarietà alla comunità ebraica. La Lega attacca, risveglio tardivo. Fratelli d'Italia più netta. Le violenze a Torino, Roma, Milano e Bologna perpetrate contro le forze dell'ordine non sono casuali, avvengono tutte in città amministrate dalla sinistra e sono tutte dove sono presenti e radicati centri sociali e collettivi che da tempo sono sostenuti dalla sinistra. A Bologna Lepore addirittura all'interno della maggioranza rappresentanti di queste realtà, e l'accusa di Marco Lisei: il feeling tra sinistra e antagonista è inscalfibile. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Ciclone ancora in azione sulle nostre regioni meridionali con pioggia e neve a quote basse. In mattinata precipitazioni diffuse al sud, localmente anche abbondanti e intense, nevose a bassissima quota, soleggiato ma freddo al centro-nord. Nel pomeriggio sempre tempo perturbato al sud, ma disturbi anche sul medio versante adriatico, nevicate a quote molto basse o addirittura fino in pianura.
Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Un saluto care amiche, cari amici, cari ascoltatori di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Allora, in questo periodo uno dei prodotti più richiesti che abbiamo è la nostra soluzione alla bava di lumaca, il nostro integratore alimentare Bronco Free. Bronco Free non è un prodotto industriale, non contiene il lattosio, il glutine, il saccarosio, gli OGM e i coloranti. Ma che cos'è Bronco Free? Bronco Free è un integratore alimentare che serve per calmare la tosse grassa, la tosse secca, fluidificare il catarro per facilitare l'espettorazione. La presenza del timo, della verbena, dell'altea, del papavero fanno di Bronco Free un prodotto straordinario. Ricordo, ve lo dico subito per evitare problemi, che non è un prodotto industriale, quindi non è che uno ce l'ha dando un calcio alla siepe, ok? Escono fuori già fatti. Nel Bronco Free la presenza importante della bava di lumaca, del muco polisaccaride e tutti i suoi principi attivi, che ormai si sa da anni le proprietà straordinarie del muco polisaccaride. I principi attivi servono per calmare la tosse, ma in modo particolare per fluidificare il catarro e facilitare l'espettorazione. Si prende prima di coricarsi o al bisogno. Lo possono prendere tutti, ricordo è un prodotto naturale, un successo che ormai noi abbiamo testimoniato da 18 anni. Però state attenti bene all'offerta, questo è il momento per ordinarlo. 3 flaconi di Bronco Free a casa vostra, il trasporto non lo pagate, dicendo io ascolto Radio Libertà, 59 euro. 59 euro. E se chiamate adesso lo 030 68 40 408 con i 3 falconi di Bronco Free, un bellissimo e utilissimo regalo per voi. Quindi chiamate adesso subito 030 68 40 408 oppure visitate lecatier.it. Ciao! Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ciao Sammy e un saluto a tutti gli spettatori. Allora, ti volevo tantissimo ringraziare per aver deciso di voler far andare la mia canzone, di nuovo finalmente scritta in italiano con Daniele Tovani e registrata in Ali Studio e poi messa fuori con The Crew Records. Vabbè, di cosa parla sta canzone? In poche parole parla semplicemente di una relazione finita, purtroppo, però parla di come comunque si possa andare avanti nonostante questa relazione sia finita, di come si possono affrontare le difficoltà, di come si può andare avanti e che comunque non bisogna per forza dipendere da qualcuno, ma si può sempre dipendere da se stessi. Quindi, nonostante questa canzone sia finita, tu puoi andare avanti da solo, cioè è un bel significato secondo me e secondo me potrebbe piacere anche a te. Lo spero, è scritta apposta per te e un bacione a tutti. Ciao!
Fantasmi, si intitola così la nuova canzone della giovanissima Cate, scritto C-A-T-H-E, Cate, che arriva da Desio, Monza Brianza. Oh, giovanissima davvero, e la ringraziamo per il saluto che ci ha inviato, proprio un saluto fatto a me, a ognuno di voi, ringraziandoci per la simpatia di mandare in onda un'artista assolutamente sconosciuta a livello nazionale, ma che sta avendo un buon successo localmente e non soltanto, e noi questi artisti li mettiamo quotidianamente, ogni mezz'ora nella nostra trasmissione, solo artisti sconosciuti. Fantasmi, e fa pensare anche su quali sono i vostri fantasmi, signori, quali sono i fantasmi che vedete oggi sul tavolino dei quotidiani di Sammy Varin? Mamma mia! Prima di tutto sono i vostri WhatsApp, i fantasmi principali che adesso vado a esaminare al 340 6709 659. Prima di addentrarmi ulteriormente nei quotidiani, leggiamo, vado a caso quasi, e no, io vado in ordine. Questo è arrivato alle 7:58. La Meloni e i giornali di destra chiamano scontri piccole scaramucce. I veri scontri avverranno quando il popolo si renderà conto della situazione economica del paese. Allora sì che si chiamerà rivoluzione. Mamma mia, è Landini che ci scrive questo WhatsApp. No, Francesco Landini. Buongiorno a chi aspetta il governo a mandarli tutti via, questi migranti che protestano. Ci siamo rotti con questo Rami, un delinquente in meno. No, non si dice così. Che fine ha fatto il suo amico del motorino? Spero in galera, non se ne parla più dell'amico in motorino. Nel DDL sicurezza deve esserci più libertà di autonomia e tutela per le forze dell'ordine e per il cittadino a cui entrano in casa i ladri. Ne parliamo, se sarà disponibile oggi alle 9 ritorna Molinari e parliamo proprio di questa idea della Lega di punire un po' di più chi ti entra in casa a svaligiarti, è vero? E soprattutto pene certe e severe per i ladri, violenti, spacciatori. Urge insieme una riforma della giustizia che separi le cariche e spazzi via le toghe rosse. E ancora Mauro, serve il pugno duro del governo e della Digos contro i centri sociali e gli immigrati balordi e non integrati. Bisogna bonificare. Il collegamento c'è ed è portato avanti dal braccio anarchico e violento della sinistra che vuole fare cadere questo governo. La politica di sinistra non condanna più di tanto perché ha lo stesso scopo di queste falangi facinorose. Dicevamo prima, questo collegamento che viene segnalato su alcuni giornali tra anarchici e Maranza. Ne parliamo tra pochissimo, ne parliamo subito, immediatamente. Infatti vado all'interno del quotidiano Il Giornale, che eravamo rimasti, ricorda come il PD coccola occupanti e centri sociali, ma tuttora tace sugli abusi di Capodanno il Taarrush Gamea, avvenuto anche quest'anno a Milano e chissà quante altre volte è avvenuto, ma nessuno ha denunciato. A pagina 3 si scrive: il centrodestra accelera per tutelare la polizia. L'allarme di Crosetto, servono nuove leggi. Dopo gli scontri e i poliziotti feriti a Roma al corteo per Rami, in Parlamento si accelera sul DDL sicurezza, mentre il ministro della difesa Crosetto chiede leggi per tutelare gli agenti. Dobbiamo immaginare interventi legislativi che tutelino ancora di più le nostre forze dell'ordine nello svolgimento del loro lavoro, così come in tutte le nazioni democratiche. A scriverlo è Crosetto in un post su X, commentando le violenze andate in scena sabato sera alla manifestazione organizzata nella capitale in memoria di Rami, il 19enne morto, bla bla bla. Bilancio: 8 agenti di polizia feriti a Roma, ma i disordini si sono verificati anche a Bologna, Brescia, Milano. Busto Arsizio, aggiungo io, se lo sono dimenticati. Busto Arsizio, la città più brutta d'Italia, e lì non si può dire che è avvenuta violenza, non si può dire, ma è un'altra città dove a governare non c'è la Lega, no. Organizzati sempre cortei da collettivi, centri sociali, autonomi di estrema sinistra. Crosetto invoca la linea dura contro i violenti. Non ci può essere tolleranza né tantomeno alcuna giustificazione per chi si macchia di atti di violenza contro
contro lo Stato e le forze dell'ordine. Gli scontri di ieri sera mettono in luce chiaramente la brutalità di delinquenti organizzati e facinorosi senza scrupoli che hanno colpito con premeditazione. Tutto era tranne che una pacifica manifestazione di protesta. Nel frattempo prosegue il cammino del DDL sicurezza in Parlamento, quello tanto voluto dalla Lega. Il testo domani riprenderà il suo percorso in Senato, dove ricomincerà l'esame da parte delle commissioni riunite affari costituzionali e giustizia. Dopo l'ostruzionismo delle opposizioni e i mugugni del Consiglio d'Europa, il provvedimento potrebbe arrivare in aula a Palazzo Madama a marzo. Sulla tutela delle forze dell'ordine, il testo prevede un ampliamento dei poteri operativi degli agenti. Tra le novità, l'uso di bodycam durante il servizio, l'aumento delle pene per chi commette violenze contro gli uomini in divisa, previsto un rimborso delle spese legali per gli operatori accusati per motivi legati al loro servizio. Le nuove disposizioni prevedono l'aumento della pena di 1/3 per i reati di violenza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale, quando questi sono diretti contro operatori di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza. Ma c'è anche una stretta contro manifestazioni e proteste, con nuove pene per i danneggiamenti e l'introduzione del reato di blocco stradale. Introdotto anche il reato di rivolta in carcere. Discussa la norma sulle detenute madri, che elimina il vincolo obbligatorio di differimento della pena per la donna incinta o madre di bambino di età inferiore a 1 anno. Poi una stretta sulla produzione e la distribuzione della cosiddetta cannabis light e il reato punibile con una pena da 2 a 7 anni di carcere di occupazione abusiva di immobile. Nicola Molteni della Lega auspica l'immediata approvazione del testo per garantire maggiori tutele alle donne e agli uomini in divisa. Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, punta a velocizzare l'approdo in aula. Chiederò di passare direttamente in aula per la discussione del disegno di legge sulla sicurezza. Il centrodestra, insomma, vuole stringere i tempi, ma PD, Movimento 5 Stelle, Verdi e Sinistra promettono ancora battaglia in Parlamento e in piazza per bloccare il testo che era fermo in commissione al Senato dal 18 dicembre. E siamo sul quotidiano Il Giornale, che prosegue poi anche a pagina 4 con il nodo sicurezza, fratture, botte e sassate, l'anno nero degli agenti. In un anno i casi sono raddoppiati, 273 poliziotti feriti negli scontri, il COISP c'è un disegno eversivo. Dalle violenze degli antagonisti a Bologna durante un corteo in favore della Palestina alle aggressioni di Torino nel No Meloni Day. Nelle manifestazioni molti casi di polsi e spalle spaccate, ematomi per l'esplosione di bombe carta, contusioni e denti fatti saltare dal lancio di oggetti. E qui vediamo il casino fatto ad esempio a Roma, zona San Lorenzo. Le reazioni con la famiglia di Rami che continua a dire nostro figlio usato come pretesto dai violenti. Il padre del giovane morto durante l'inseguimento. La polizia difende la sicurezza in tutta Italia. Con un padre di Rami parla sempre, quasi sempre solo il padre, la madre non sappiamo se esista oppure no, e che vorremmo avere tutti quanti noi, un padre così. E cavolo, avercelo. Siamo sul Resto del Carlino e a questo proposito c'è, ma anche su altri quotidiani, l'intervento del sindaco di Bologna a pagina 6. Il sindaco di Bologna, danneggiata la sinagoga, qualcuno soffia sul fuoco. Già, magari ci dica chi. Ci piacerebbe saperlo, un po' più di coraggio. L'ira di Lepore. Non ci sono cause giuste per devastare una città. Chiederemo i danni. Togliere la bandiera della Palestina dal comune. Chi lo chiede non conosce la nostra realtà. Ed eccolo qua, il sindaco di Bologna Matteo Lepore, che lo scorso maggio ha esposto la bandiera della Palestina dai balconi del comune di Bologna e i danni dopo la notte di protesta. Gli atti vandalici hanno interessato la sinagoga della città. Tutto da leggere sicuramente il sindaco di Bologna dappertutto quest'oggi, ma anche centri sociali e giovani migranti, sentite qua, c'è il rischio
di una saldatura va risolto il nodo della cittadinanza. Tira in ballo la cittadinanza. Il sociologo dell'emigrazione, che insegna alla Statale di Milano ed è un consulente dell'ISPI, Maurizio Ambrosini. Esiste una saldatura strutturale tra centri sociali e giovani immigrati di seconda generazione? Questo è il domandone, è uno dei domandoni che Sammy Varin vi sta ponendo, a cui state anche rispondendo al 340-6709-659. Al momento no, secondo Maurizio Ambrosini, 68 anni, docente di sociologia delle migrazioni alla Statale di Milano e consulente ISPI, ma è una prospettiva non certo implausibile, cioè non è impossibile, se i temi dell'integrazione restassero ostaggio a tempo indefinito dell'attuale contrapposizione politica senza sbocchi. E chissà quali dovrebbero essere gli sbocchi secondo questo testone. Il caso Rami funge quindi da momentaneo detonatore di una realtà di per sé esplosiva che i centri sociali cavalcano identitariamente, secondo logica opposta a quella di chi lavora per la rimozione del tema. Denuncia ancora Ambrosini: nelle scuole italiane ci sono 915.000 studenti immigrati di seconda generazione, ma la questione di un accesso più rapido alla cittadinanza, anche recentemente evocato con lo Ius Scholae, wow, ogni volta che riemerge altrettanto puntualmente torna in seconda fila. Se lo schema di gioco rimane questo, il rischio che una frazione anche marginale di questi giovani converga nell'antagonismo va considerata. Anche la causa palestinese in questo contesto diventa un collante. Quindi, secondo questo testone in senso buono, che è una cultura, uno studio, confronto, noi siamo delle cacchette, bisogna mettere lo Ius Scholae, farli diventare tutti quanti italiani. E allora questi Maranza diventano buoni. I due mondi si stanno annusando, ma siamo ancora ai preliminari. C'è qualche indizio, questo sì, la fresca introduzione del libro di Uria Bouteljabov e Barbar, uscito in Francia nel 2023 come Maranza di tutto il mondo, unitevi per Deriva Prodi, offre concreti spunti di riflessione. Ah sì? Anziché la traduzione letterale bifolchi e barbari, quella prescelta dalla collana Hic sunt Leones sdogana il termine Maranza, nato a Milano dalla combinazione di marocchino, sinonimo di immigrato, e di zanza, equivalente di tamarro, bei tempi quando si diceva solo tamarro, dalla febbre del sabato sera, ricordate? Un neologismo che va ben oltre l'identificazione etnica, ma quei ragazzi e quelle ragazze che per Luca e comportamenti non rientrano nei codici della normalità sociale ora premono sulla società italiana e, come in Francia, proiettano le proprie aspirazioni senza reale rappresentanza ben oltre le periferie metropolitane. La traccia? Un mondo governato da ricchi e bianchi, un'alleanza tra Boeuf e Barbar, ovvero la classe proletaria bianca e quella composta da persone BIPOC, Black Indigenous People of Color, una scommessa controversa e non vinta in partenza, come riconosce la stessa autrice. Non crediamo nella perfezione, ma le interazioni imperfette e alleanze impreviste, riporta il sito rivoluzioneanarchica.it. Dove cazzo mi portate? Dando appuntamento per la presentazione del libro venerdì 17 al Circolino di Monza. Sì, ne abbiamo parlato di questo, Tutto il PD sarà a Monza questo venerdì 17. L'insurrezione della Lega contro gli organizzatori del centro sociale Boccaccio. Secondo il consigliere lombardo Alessandro Corbetta, l'evento andrebbe vietato e il libro ritirato, dà la misura dei reciproci anatemi. Alimentare conflitti o divisioni con un appello alla rivolta degli immigrati di seconda generazione, quello che fa questo libro, sia nei linguaggi che nelle azioni, non solo danneggia il tessuto sociale, ma contraddice i valori stessi su cui dovrebbe basarsi una società equa e inclusiva, aggiunge la sottosegretaria all'istruzione Frassinetti. Quell'inclusione di cui gli interessati, tuttavia, non percepiscono traccia. Il professor Ambrosini ne fornisce una prova in diretta.
Una quota crescente di cervelli che migrano all'estero riguarda, a dispetto della cittadinanza ottenuta, anche laureati di nuova generazione. Spesso si tratta di ragazze che in Italia non vedono alcun ascensore sociale. L'omologa fascia anagrafica maschile, reduce a torto o ragione da percorsi educativi complessi, raramente oltre la scuola dell'obbligo, vive un disagio più evidente. Chi resiste a microcriminalità e droga? Quali speranza coltiva? In questo vuoto politico l'antagonismo agisce. Te capì? Se prendiamo a paragone gli anni di piombo, questo è uno dei periodi di più bassa violenza politica, rileva il sociologo Marzio Barbagli, emerito all'Università di Bologna. I problemi di ordine pubblico sono contenuti, quindi la politica può riflettere. Condannare le violenze è giusto, ma oltre agli allarmi bisogna dare le soluzioni. Questo e d'altro oggi sul Quotidiano Nazionale, che abbandoniamo mentre vi confermo che avremo Riccardo Molinari tra 5 minuti in diretta su Radio Libertà per ricordarvi le tensioni sul Veneto. Ne parla quest'oggi a pagina 12, sempre il Quotidiano Nazionale. La Lega resta in trincea, pronti a correre da soli. Il Carroccio non accetta, le mire di Fratelli d'Italia, la tentazione dello strappo, il capogruppo in regione, la lista Zaia è in campo. Forza Italia, chi divide sbaglia. Così il Quotidiano Nazionale, che abbandoniamo per andare su Repubblica, perché sempre a questo proposito, a pagina 11, la protesta della Liga contro il no a Zaia. Da soli siamo al 40%. Crescono i malumori in Veneto e tra i governatori del nord per lo scarso impegno di Salvini sulla norma passata in Consiglio dei Ministri. Il sondaggio riservato. Chiaramente si comincia a spruzzare fango sulla Lega e su Salvini. Ci pensa Giovanna Casadio, che comunque rivela l'ultimo sondaggio riservato della Liga Veneta, che dà una lista di Luca Zaia per le regionali con il 40% dei consensi. Sono numeri che consolano i leghisti, ma nutrono anche la loro rabbia. Della premier Giorgia Meloni, delle sue mire sul Veneto non ne possono più, ma siamo su Repubblica, neppure dell'atteggiamento di Matteo Salvini, leader che giudicano subalterno a Fratelli d'Italia, quantomeno non sufficientemente autonomo. Questo e d'altro quest'oggi sul quotidiano Repubblica, che chiaramente, se parla di Zaia, subito sotto parla anche della Campania. De Luca lancia il tour nazionale e punta a un suo movimento fico incerto sulla candidatura. Il presidente campano pronto a replicare il format sperimentato contro l'autonomia. Si complica la ricerca di un candidato PD 5 Stelle e staremo a vedere cosa succede. Visto che abbiamo un minuto e più di un minuto, non ve lo regalo su questo argomento, vi porto anche sull'appiccicosissimo, oggi veramente appiccica quotidiano La Stampa, perché a pagina 12 il quotidiano La Stampa appiccica molto dicendo: se Salvini perde la bussola. A fare questa analisi molto molto profonda è Alessandro De Angelis, il simpaticone, che scrive: il ministro non si interessa dei trasporti perché non ha mai elaborato il lutto per il Viminale, ma non si occupa neppure di autonomia e terzo mandato. Così la Lega diventa contendibile. Con la soluzione è riemerso l'irrisolto, ma il suo desiderio è ormai impraticabile. Si parla naturalmente di Salvini che vorrebbe tornare al Viminale. Nell'ultimo mese il leader leghista ha pubblicato 77 interventi, solo 11 volte per parlare di trasporti. Sui social del vice premier i treni non esistono. Eh sì, quando parla troppo perché parla troppo, quando non parla perché non parla. Tra gli argomenti che tengono banco anche la sentenza sul caso
Open Arms e chiaramente ti fa tutto il riassunto, Flavia Amabile, di tutti i post pubblicati da Matteo Salvini. Meloni d'un colpo inchioda Piantedosi al suo posto e apre la partita del Nord. Fango e tanto altro fango quest'oggi sul quotidiano La Stampa, che chiaramente poi intervista Maurizio Fugatti parlando dell'autonomia del terzo mandato. Noi autonomi sul terzo mandato, la decisione non dipende dal governo. Il presidente della provincia di Trento, i cittadini sceglieranno se un presidente merita di andare avanti, l'impugnativa non mi preoccupa, Salvini sta facendo bene, sta portando avanti le battaglie della Lega. Ha detto Fugatti, sulla campagna non mi esprimo, ma non abbiamo deciso ieri che il Trentino è provincia autonoma. Auspichiamo che la coalizione trovi una sintesi unita, però il Veneto ha sempre sorpreso. Ma ci sono anche in Friuli le fibrillazioni in Friuli, tavolo entro giugno. Il segretario della Lega Dreosto, discutiamone in Consiglio regionale, Fratelli d'Italia ne fa una questione nazionale. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. È dedicato al rapporto tra genitori e figli. L'ultimo pezzo di Fabio Martorana si intitola Noi e l'immensità. Qui
Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin, le 9:03 minuti primi. Torniamo alle buone abitudini. Come ogni lunedì ospitiamo per qualche minuto il capogruppo della Lega alla Camera e segretario della Lega Piemonte, Riccardo Molinari. Buon anno, ben ritrovato. Buon anno, un saluto a tutti, ciao Sammy. Ciao, allora come va? Come va? Mamma mia, scusa, io ho appena finito di leggere il quotidiano La Stampa, va malissimo signori, perché a pagina 12 c'è fango, guarda, sono tutto sporco di fango perché ci ha spruzzato fango a tutti noi che nella Lega crediamo da decenni. Se Salvini perde la bussola, scrive quest'oggi il quotidiano La Stampa, perché se Salvini scrive perché scrive, se non scrive perché non scrive, e le infrastrutture vanno male per colpa di Salvini, che mi pare quello che le ha fatte ripartire. Le infrastrutture non erano sempre in mano soltanto al PD. Insomma, Molinari, si ricomincia a lavorare in Parlamento dalle polemiche, partiamo soprattutto, e ti dico la notizia quest'oggi, chiaramente ben felice che a Bedini sia stato liberato. La notizia però è ciò che è avvenuto nel weekend, e quindi un sabato sera con bombe carta, fumogeni, aggressioni alle forze dell'ordine, in pieno spirito vendicativo per la vicenda Rami. Che cosa sta succedendo? Perché la paura, scrive quest'oggi uno di quei testoni intelligenti che noi non siamo nulla in suo confronto, è che ci sia una saldatura tra centri sociali e amici dei migranti, e gli stessi migranti di seconda generazione Maranza, che vogliono soltanto sovvertire lo Stato, il governo, e portandoci tutti quanti alle loro bieche abitudini. Ma ti lascio dire il tuo parere, cosa sta succedendo? Beh, allora, carne a fuoco ce n'è tanta. Sicuramente partiamo dal discorso dei trasporti. È innegabile che, diciamo, questo fine settimana ci sono stati enormi disagi, chi si è mosso in treno lo sa, l'abbiamo visto sui telegiornali, l'abbiamo letto sulla carta stampata, però c'è da dire che la sensazione di disagio sui trasporti è anche esasperata non solo da giornate come quelle di questo fine settimana, dove c'è stato un incidente tecnico che è stato spiegato e su cui evidentemente non può avere responsabilità il ministro, ma diciamo la situazione è esasperata anche dalla quantità incredibile di scioperi che ogni venerdì e ogni lunedì viene fatta da quando c'è Salvini al Ministero dei Trasporti. Sentivo l'altro giorno in radio, solo per il mese di gennaio sono già annunciati più di 50 scioperi, quindi più di uno al giorno nel settore dei trasporti. E quindi è evidente che c'è un tentativo da una parte di strumentalizzare le proteste dei lavoratori, che quando sono sempre legittime, quando sono fatte per qualche rivendicazione, ma con questa intensità su quel settore, insomma, qualche dubbio di utilizzo politico lo lasciano. E poi c'è il tema della vetustità delle nostre linee ferroviarie. Lo dicevi tu prima, quando dici Salvini ha fatto ripartire le ferrovie e le infrastrutture, tanti investimenti sulle infrastrutture come in questo momento non ci sono mai stati. Certo, in parte sono anche figlie del PNRR, quindi degli investimenti che sono arrivati post-Covid, ma in parte c'è stata anche l'abilità della Lega di liberare risorse aggiuntive per opere. Faccio un esempio. Nella legge di bilancio che abbiamo appena approvato, io per 2 mesi ho letto su tutti i giornali che io come capogruppo e quindi la Lega avevano fatto un emendamento per dare più soldi al ponte sullo Stretto di Messina. Ecco, non c'è bugia più grande, nel senso che noi abbiamo fatto un emendamento per fare esattamente la cosa opposta, cioè per liberare risorse statali che erano appostate sul ponte sullo Stretto e fare investimenti in tutto il resto del paese su infrastrutture che avevano bisogno, la TAV, il Terzo Valico, l'alta velocità Verona-Padova, il nodo di Milano, tantissime infrastrutture, insomma, che adesso non mi ricordo a memoria l'elenco, ma era un modo per fare tanti interventi. Tutti questi interventi che stanno facendo in giro per l'Italia chiaramente rallentano l'operatività dei treni, perché se arriva una pioggia di miliardi per ammodernare le infrastrutture, le ferrovie che sono vecchie, è chiaro che possono esserci dei disagi. Quindi è assolutamente strumentale la polemica che viene fatta, e del resto, come giustamente dicevi tu, se la linea ferroviaria è così vetusta, evidentemente perché negli anni passati non si sono fatti gli investimenti necessari. Veniamo al caso Rami. È assolutamente intollerabile
quello che abbiamo visto anche qua in questi giorni. È evidente che queste proteste che sono sfociate nelle principali città italiane in episodi inqualificabili come aggressione alle forze di polizia, addirittura sono state assaltate delle sinagoghe, atti di vandalismo nelle città. È evidente che c'è una regia ed è evidente che le proteste per questo ragazzo che è tragicamente morto sono in realtà degli atti contro lo Stato, contro le forze dell'ordine, di quegli immigrati di seconda generazione, come dicevi tu, che magari anche su consiglio di qualche cattivo maestro, che immigrato non è, perché ricordiamo sempre la vicinanza anche del mondo dei centri sociali, della sinistra extraparlamentare, di quelli che ogni volta che c'è da fare casino ci sono in prima linea, ecco, ci fa vedere un quadro di cui essere preoccupati, perché una mobilitazione di questo tipo in tutte le città ci ricorda che le banlieue francesi non sono così lontane da casa nostra, ecco, ce le abbiamo in casa anche noi. Quindi per questo, e chiudo, noi abbiamo chiesto immediatamente di procedere ad approvare in via definitiva il DDL sicurezza, che è già passato alla Camera e che adesso è fermo in commissione al Senato. Ricorderete prima di Natale il dibattito con alcuni partiti alleati che lo vogliono modificare. Per la Lega non va modificato, va bene così, perché è un provvedimento che dà maggiori tutele alle forze dell'ordine, e abbiamo anche depositato, diciamo, un'altra proposta sul tema che non ti anticipo, perché probabilmente faremo domani una conferenza stampa alla Camera e quindi potrò essere più preciso, ma insomma sulla tutela delle forze dell'ordine siamo assolutamente attenti al lavoro. E anche noi siamo attenti naturalmente e cominciamo a sperare anche che chi entra nelle nostre case per svaligiarle sia punito in maniera più pesante, e proprio su questo si muove appunto qualche cosa. Torneremo naturalmente sull'argomento. Io non posso che ringraziare il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari. Questa sera torni ad ascoltare i militanti, sarai nella sezione Lega di Alessandria in via Fa di Bruno. Di cosa parlerete questa sera ad Alessandria? Ma guarda, questa sera è, diciamo, la ripresa delle attività della sezione, insomma, della mia sezione, della sezione della mia città, e quindi sarò lì per fare il punto con i militanti su questi argomenti di cui abbiamo parlato, sulla legge di bilancio appena approvata, sulla situazione della sicurezza, su quelle che sono le sfide sia a livello locale che a livello nazionale della Lega nei prossimi mesi. È, diciamo, un incontro con i militanti della mia sezione, con i simpatizzanti cittadini, per fare il punto dopo, diciamo, la pausa natalizia e ripartire a motore ingranato. Minimo, e hai detto bene, non soltanto militanti celoduristi o simpatizzanti, ma anche semplici cittadini. Importante ascoltare ciò che dice la Lega e partecipare, perché, come diciamo sempre, le vostre proteste possono diventare proposte politiche importantissime. Grazie Riccardo Molinari, buon lavoro. Buon lavoro a te, Sammy, un saluto a tutti. Qui Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin che vi dà ancora il buongiorno. 11 minuti dopo le 9 del mattino c'è Sammy Varin, tranquilli. Oggi si ricomincia a parlare di politica anche a Milano, ve lo ricorderò più avanti. Riapre la sezione di Milano della Lega e quindi ricominciano gli incontri del lunedì. Sto per aprire sto per aprire le linee allo 0292947222. Facciamo scaldare un po' il nostro regista Francesco, ma intanto che vi ricordo, il quotidiano Il Tempo oggi parla di preti gay e sposati, tutti i nodi della Chiesa. In campo il movimento internazionale dei sacerdoti coniugati dopo l'apertura della CEI ai seminaristi omosessuali. E qui ritorno naturalmente sul domandone del Sammy Varinone: come lo volete il vostro prete? Lo volete gay? Lo volete sposato? Il Papa si trova di fronte al tema del sesso anche dopo il caso del parroco di Ischia. Sì, Francesco prega spesso per la pace nel mondo, forse dovrebbe aggiungere alle sue preci anche la pace per la Chiesa. Siamo infatti solo all'inizio di quest'anno santo e il pontefice si trova già a dover gestire diverse gatte da pelare, peraltro di quelle che attirano subito sia l'attenzione mediatica che le critiche dei suoi sempre più feroci oppositori. Il tema pruriginoso per tutti i papi dell'ultimo mezzo secolo è sempre lo stesso: il sesso nella Chiesa.
chiesa. Stavolta però non si tratta di preti pedofili, come mai? Ma di quelli che vorrebbero sposarsi e vivere contemporaneamente sia l'amore per Dio che quello per una persona in carne ed ossa. L'ultimo episodio a far clamore è avvenuto prima di Natale, ma se ne è venuti a conoscenza solo negli scorsi giorni, dopo alcuni vani tentativi di sabbiamento da parte del vescovo di Pozzuoli e Ischia, che riguarda proprio un sacerdote di quest'ultima. Il presule in questione, che ha 58 anni e guida da tempo ben 2 parrocchie ischitane ed è pure il vicepresidente della Caritas locale, è uscito di testa per una sua parrocchiana, una donna sulla quarantina, e pare sia intenzionato a vivere questo amore travolgente anche a costo di rinunciare alla tonaca. A complicare le cose per il vescovo locale c'è però un dettaglio non da poco: la donna in questione è già sposata ed è madre di 2 bambini. Non è la prima volta che sull'isola accade un fatto del genere. Nel 2018 un altro sacerdote aveva messo incinta una donna e fu sospeso a divinis dal vescovo di allora su ordine perentorio del Vaticano. Il pasticciaccio brutto ischitano non è peraltro l'unico a turbare la Chiesa e il sonno di Francesco. Non più tardi di 2 giorni fa, infatti, la Conferenza Episcopale Italiana, per decisione del suo presidente, il cardinale arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi, ha aperto la possibilità che anche giovani dichiaratamente omosessuali possano entrare in seminario e di conseguenza diventare preti. Unica imposizione: la castità. 0292947222, ho aperto le linee. Chi vuole essere casto, entrare in linea con Sammy Varin, può farlo in questo momento, mentre io vi leggo questo WhatsApp. Buongiorno Sammy, oggi su cosa ridiamo? Sul PD che cerca di smarcarsi dai suoi coccolini che fanno casini, o su Lupi al 56esimo mandato che è contro il terzo mandato per i governatori? Grazie Fabio. Un consiglio a Salvini per le critiche ricevute: non ti curar di loro, ma guarda e passa. Meglio non curarsi davvero. Raglio d'asino non giunge al cielo. E sì, Carlina, però rompono veramente le balle, ragazzi miei, anche per questi non vogliono cacciare Salvini, questi vogliono cacciare la Lega dal governo. 0292947222. Chi c'è in linea? Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno Sammy. Mi fa sempre piacere sentirti così arzillo la mattina. Ci rallegri la giornata. No, Sammy, io non voglio una mia considerazione, anzi 2. Io non voglio né preti né gay né sposati. Io non voglio proprio i preti. Io voglio la completa scristianizzazione di questo paese. E se arrivano i musulmani? Pronto? E se arrivano i musulmani che facciamo? Se scristianizziamo, no. Arrivano loro. No, ma non è questo il problema, vedi che cosa? Io dico, nel senso, non voglio più vedere tonache svolazzanti in TV, i preti in TV, i pati, i vescovi, tutte queste tonache in TV. Anche perché non ne corrisponde nel paese, perché appena il 15% della popolazione oggi è credente e va a messa. Gli atei e gli agnostici sono diventati ormai maggioranza, e poi la Chiesa è un danno per questo paese, è devastante. E poi un'altra cosa, vedi Sammy, si possono pure mettere gli abiti buoni della festa, il doppio petto, chiamarsi socialdemocratici oppure democratici, ma poi alla fine escono sempre fuori al naturale, sentono il richiamo della foresta e sono sempre quelli che sono comunisti, perché la completa ribaltamento della verità sui treni, su queste cose qui, dimostra che loro sono comunisti, non c'è niente da fare, hanno una tendenza proprio atavica alla menzogna. Figurati se adesso le cose vanno male perché c'è Salvini. È 50 anni che i treni vanno ma lasciamo stare. Grazie caro, la verità è che quell'ambiente è stato sempre in mano solo e soltanto alla sinistra, al PD. La morte di Toscani: mio padre fotografo Mussolini a Piazzale Loreto, dove io fotograferò Salvini, disse Toscani, che è morto proprio nella notte. Personaggio molto controverso, soprattutto se voi siete della Lega. 0292947222. Io vi ascolto su qualunque argomento, sono qui per questo. Pronto? Ciao Sammy, sono Vito. Ciao. A proposito,
Penso che sarà più facile che i preti possano sposarsi piuttosto che far dire messe alle donne. Hanno nominato una suora prefetto, ma più di là non ci andranno. Curioso come le donne nella Chiesa cattolica non possono dire messe quando nella Chiesa valdese dicono messe. Poi penso che per una donna è più facile confessarsi con un'altra donna piuttosto che raccontare delle cose anche pruriginose ad un uomo. Poi i preti gay, ma non dovrebbero fare sesso, ma sentire quello che si sente, chi si vuole sposare, chi mette in giro. Non mi pare che abbiano tanta di quella castità, e allora che li lasci sposare. Mi pare che in Germania giudicano troppo conservatore questo Papa, che non vuol far sposare i preti e far dire messa alle donne. Comunque sarà una mia considerazione, forse mi sbaglio. Ciao Sammy. Grazie, un abbraccio. Anche i preti potranno sposarsi, ma soltanto a una certa età. Beh, anche il gay, se si confessa con un altro gay, secondo me si trova anche a più agio. 0292947222 in diretta senza filtro. Questa è Radio Libertà. Pronto? Pronto, sono io? Ciao, buongiorno. Ciao, Semi, buon anno, Marco Dottorino. Ho proprio preso in questo momento da te che è morto Oliviero Toscani, Sì. Però una battuta al volo, ma la mia domanda era un'altra. Una cosa l'aveva detta giusta, Toscani, le sue varie strate, aveva detto che se dipendesse da lui abolirebbe tutte le religioni. E se ci pensi, alla luce di quello che sta avvenendo nel mondo, non sarebbe poi una cosa sbagliata, secondo me. Comunque la mia domanda era questa: come mai le signorine che hanno subito le violenze hanno fatto denuncia nei loro rispettivi paesi e non in Italia? Ciao, ti ascolto. Grazie caro, ma molto spesso perché sono turisti che il giorno dopo partono immediatamente e ripeto, se è arrivata qualche denuncia, ti immagini quante non sono mai state fatte di denunce per i capodanni con il Taarrush Gamea, e mi fa piacere che molti colleghi giornalisti professionisti si siano ricordati di questa antica tradizione araba, il Taarrush Gamea, la violenza di gruppo di cui Sammy Varin ha parlato in queste settimane, ma gli altri tutti zitti, e che puntualmente ogni anno si verifica, anche se nessuno osa denunciarla, perché quello che ti mette la mano sotto il pantalone ti guarda negli occhi e quella donna difficilmente avrà coraggio a denunciarlo. Pronto? Sì, pronto, buongiorno Sammy. Prego. Mi sente? Ciao. Sì, buongiorno. 3 argomenti brevi e veloci. La prima, questa degli scontri, centri sociali, però non sento che nessuno viene arrestato, nessuno viene condannato e tutto continua così. Pochi. Poveri poliziotti e poveri carabinieri e finanzieri e tutte le forze armate. Credo che la Meloni dovrebbe darsi una svegliata su questo. La seconda cosa, parlo non di medicine, gli integratori, anche le medicine stesse sono alle stelle. Tu vai in farmacia a comprare un integratore che ti ordina il tuo medico, costa l'ira di Dio, non si può a volte neanche acquistarlo. Ma anche su questo nessuno ne parla, nessuno dice nulla. La terza cosa, veloce, è il Leopardi trasmesso dalla RAI. Il povero Leopardi, veramente la cui sofferenza fisica ha dato voce alla sua poetica. La RAI, il personaggio, tutto questo non c'è. Oltretutto anche un audio molto molto scarso. Io parlo sempre del film. Ecco, tutto qui. Buongiorno. Buongiorno. Ti ringrazio di questi editoriali. Leopardi che sta benissimo e non si capisce che cosa dica. L'audio purtroppo spesso e volentieri in queste fiction non è dei migliori, è quella famosa presa diretta che insomma per risparmiare. 0292947222
3222. Sto ascoltando le vostre telefonate in diretta e intanto vi ricordo che sul Tempo oggi a pagina 5 c'è l'intervista a Nicola Molteni, sottosegretario all'interno. Sacro il diritto a dissentire, ma non può trasformarsi in distruzione e violenza. Non cortei, ma guerriglie urbane. Nel 2024 più di 12.000 manifestazioni e 266 agenti feriti. E aggiungo io, forse perché anche qualcuno inneggia queste cose. 0292947222. Chi c'è in linea? Pronto? Pronto? Buongiorno. Ciao, sono Ornella D'Alecco. Ciao. Ciao, volevo dire, io sono esterrefatta, guarda, da questa chiesa. Torni a parlare della salvezza delle anime, mentre a quanto pare si occupa d'altro, migranti, gay, trans, eccetera. I preti sanno cosa vanno incontro se vanno a prete, altrimenti si sposino e basta. Io questo Papa proprio non lo sopporto, mi dispiace tanto. Ciao. Grazie cara, però non è una soluzione abolire la religione cattolica e vuol dire mandare avanti i musulmani. Poi te l'ho detto, potrei essere d'accordo, se sei uomo ti confessi con un prete uomo, se sei donna c'è la suora che ti confessa, se sei gay c'è il prete gay che ti confessa, se sei nero è giusto anche questo, se sei immigrato abbiamo un bel prete immigrato che ti come con i cessi, no? Facciamo, sai, il cesso per uomini, per donne, per gay, per transessuali, per pansessuali, facciamo anche confessionali con la porticina, con il cartello, mettiamo anche il simbolino. Vabbè, la sensta. Chi c'è in linea? Pronto? Ciao, buongiorno. Ciao. Ciao Sammy. No, volevo dirti, ma le manifestazioni non devono essere autorizzate? Ah, gran parte di queste non erano autorizzate, no? E allora come mai? Grazie caro, basta solo questo a far capire appunto a che livello siamo, ma te l'ho detto che fa molta paura è proprio questo rapporto che ci può essere con anarchici e figli del barcone e questa gentaglia che è insoddisfatta della propria posizione perché non hanno trovato lavoro, perché noi li abbiamo accolti ma gli abbiamo dato tutto tranne che un lavoro come il nostro, o forse non hanno ancora preso il nostro posto e quindi ci odiano l'Occidente, capisci? Banlieue francesi a noi, nel senso buono. Pronto? Pronto, sono Giorgio da Monza. Ciao. Ciao, volevo dire due cose su Oliviero Toscani. Il soggetto in questione mi ha offeso più volte sia come esponente della Lega, come iscritto alla Lega, più volte, basta andare a vedere le sue dichiarazioni negli ultimi anni, ad esempio a Radio 24, ma non solo. E poi sono stato offeso ovviamente, anzi mi hanno augurato di morire perché ho rifiutato le vaccinazioni della Pfizer con quei vaccini sperimentali fatti con l'acqua dei cessi. Adesso il signor Toscani è morto di amiloidosi renale. Guarda caso una settimana fa una persona che conosco qua di Monza è crepata proprio della stessa malattia e i sintomi si sono aggravati anche lui dopo aver fatto queste punturine molto strane, e la mortalità anche in Germania sta aumentando a vista d'occhio, quindi quando la gente scoprirà di avere un tumore saprà chi ringraziare e tanti auguri anche alla classe medica. Buona giornata. Grazie, abbiamo dato anche noi. L'intervista a Giovanni Donzelli, oggi se comprate il quotidiano La Verità, pagina 2, si intervista al deputato di Fratelli d'Italia che dice certa sinistra è complice dei violenti. Ma quale ritorno del fascismo? Il vero pericolo viene dai figli di papà radical chic che odiano la divisa. Chi tutela ordine e sicurezza deve sapere che lo Stato è dalla loro parte finché noi saremo al governo. L'ultima telefonata, pronto? Buongiorno caro Semmi, dal Oi. Veneto, gli Ciao. appassionati che ti ascoltano, i veneti. Grazie. Sì, l'avevo già detto l'altro giorno al tuo collega Antonino. A quelli che si rendono colpevoli di un reato, come il furto, o come nel caso di manifestare e danneggiare patrimonio pubblico, bene, oltre alla pena gli deve essere addebitato il costo del loro mantenimento nel carcere
Quindi una volta usciti dal carcere devono pagare i giorni per cui sono stati ospitati nel carcere e se non pagano lo devono fare con i lavori socialmente utili, ma lavori faticosi, non dietro la scrivania a rispondere al telefono. E se non fanno manco quelli, la condanna deve essere collegata direttamente all'emissione di una cartella esattoriale a loro nominativo perenne, la quale sarà resa esecutiva nel momento in cui avranno un reddito e se proprio non vogliono pagare, tornino nel loro convento. Grazie Sammy, buona giornata. Grazie caro, buona giornata. Anch'io me ne vado, tra poco c'è l'editoriale di Sallusti. Prima però vi ricordo che oggi Libero a pagina 20 intervista Cloris Brosca, diventata popolarissima in Rai nei panni della misteriosa cartomante. Sì, lei era la Zingara e nell'intervista dichiara giustamente: un personaggio con quel nome ormai è impossibile. Oggi la Zingara non potrebbe esistere. Avete ascoltato la rassegna